Da San Juan, secondo allenatore argentino di questa partita, è Argentina contro Argentina, mister Oviedo, una partita che i ragazzi hanno sicuramente giocato bene, forse meritavamo un po' di più e probabilmente qualcosa dovevamo prendercela un po' più con caparbietà. Sì, sì, penso che era una partita che si poteva portare avanti anche perché mancava qualche elemento importante per loro e quindi penso che non abbiamo approfittato i momenti che ci siamo creati. Purtroppo abbiamo quello che ci manca sempre, che è finalizzare un po' quello che succede in partita, perché si è difeso bene, si è creato tantissimo e purtroppo niente, si era avanti da un gol però si sapeva che era pericoloso. Abbiamo ancora sbagliato rigore, punizione di prima e purtroppo abbiamo preso una punizione di prima. Abbiamo voluto reagire alla fine ma purtroppo non ci è andata bene. Comunque un punto che ci aiuta, sappiamo già che siamo le tre squadre che dobbiamo lottare per gli ultimi tre posti che saranno importantissimi per trovare un play-out più comodo, addirittura un doppio play-out, quindi cercheremo di lavorare duro e guardare un po' tutti gli errori che avevamo commesso e andare a affrontare l'ultima Roller Bassano, sicuramente cercando di fare il meglio, no? E infatti è l'ultima roller, oggi il Valdagno ha perso contro il Recoaro, non so se ha avuto modo di vedere il risultato, quindi a tutta birra, come si dice dalle nostre parti, questa settimana per l'ultima partita contro il Bassano. In bocca al lupo, mister. Sì, sì, come hai detto tu, si arriva all'ultima giornata dove puoi essere ultimo, penultimo o antepenultimo, quindi è tutto da lottare, ci saranno tante partite importanti, quindi cerchiamo di fare il meglio e trovare quello che i ragazzi si meritano, perché stanno lavorando tanto, stanno facendo tanto, però purtroppo non si è dato il risultato ottimo. Quindi andiamo a quest'ultima giornata con tutta la fiducia e convinzione di fare il miglior risultato. Bene, noi saremo con voi, in bocca al lupo, arrivederci mister. Crepi, arrivederci, saluto a tutti.